preghiamo gli spiriti del mondo, ogni principato, ogni potestà sia legato nel nome di Gesù Cristo. E dichiariamo e proclamiamo su questo luogo libero, Signore, per il sangue dell'agnello. E a Te, oh Padre, diamo tutta la lode e la gloria. In Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Innalziamo i piedi di gloria. Amen. A Te la gloria, a Te l'onore, Gesù. Alleluia. Meraviglioso, Signore Padre. Meraviglioso è il tuo nome, Signore. Alleluia. Gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accada. Gioia, oh, sei dato. Gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accada. Gioia, oh. Alleluia. Gesù è la tua gioia, fratello, sorella. La gioia del Signore è la nostra forza. E come è scritto nel Salmo 145, io ti esalterò, mio Dio e mio Re, e benedirò il tuo nome in eterno. Ti benedirò ogni giorno e loderò il tuo nome in eterno.
eterno. Sì, Signore, vogliamo lodare il tuo nome in eterno finché abbiamo vita, perché abbiamo dentro di noi un soffio di vita unico e solo Dio. Alleluia. Innalziamo i piedi di gloria, amen. Alleluia.
Alleluia. Sì, Signore. Il tuo nome, o Padre, è al di sopra di ogni nome. Benedice, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il tuo santo nome. Benedice, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Signore Dio, ancora in questo momento, noi sappiamo che tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno, Signore. E ti ringraziamo, Padre, per ogni guarigione, Signore, che tu ci doni ancora in questa sera. E ancora in questo momento vogliamo aprire i nostri cuori alla tua presenza, Signore. E come è scritto nella tua parola, tu cerchi veri adoratori, Signore, che ti sappiano adorare in spirito e verità. Spirito Santo, scendi con la tua maestà e con la tua signoria. Passeggia nel nostro mezzo, Signore. Tocca i nostri cuori, oh Padre. Ti adoriamo, Signore. Adoriamo la tua presenza, Signore. Adoriamo la tua maestà, la tua signoria, oh Padre. Nessuno è come te, Signore. Nessuno è come te, Gesù. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme, amen. Adoriamolo, adoriamolo. Adoriamo la sua presenza ancora in questo momento. Alleluia. Oh Jesus, alleluia. Egli ascolta. Alleluia. Sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro. Dalle Alleluia. Sì, Signore. Tu ascolterai, oh Padre,
e perdonerai il mio peccato, Signore, e guarirai la mia famiglia, oh Padre. Sì, tu lo farai, Signore. Sì, Signore, tu lo farai, oh Padre, perché in te, oh Padre, c'è il sì e l'amen, Signore. Oh Padre, tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. E ti preghiamo, ascolta il grido del tuo popolo questa sera, Signore. Ascolta questo grido, Signore, che si rivolge a te, oh Padre. Guarisci, Signore. Sana, libera, Signore. Tocca i cuori questa sera, oh Padre. Ovunque il tuo nome è innalzato, Signore. Ovunque la tua parola è predicata, oh Padre. Abbiamo bisogno di te, Signore. Oh, Signore, tu sei la nostra speranza. Tu sei la nostra roccaforte, Signore. Non abbiamo nessuno al di fuori di te, Signore. Abbiamo solo te, Gesù, solo te, Signore. Alleluia. Il suo paese, sì, io lo farò, sì, io lo farò, io ascolterò dal cielo. E se ha detto di sì, il Signore lo farà. Le sue promesse sono sì ed amen. E se tarda, aspettalo, ma certamente arriverà nel tempo che Lui ha stabilito. Venite, cantiamo di gioia all'Eterno, mandiamo grida di gioia alla rocca della nostra salvezza. Veniamo alla sua presenza con lodi, celebriamolo con canti, poiché l'Eterno è un Dio grande, è un grande Re su tutti gli dei. Nelle sue mani sono le profondità della terra, e suo sono le alte vette dei monti, suo è il mare perché egli l'ha fatto, e la terra asciutta che le sue mani hanno plasmato. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti, poiché egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo del suo pascolo. Signore, ti ringraziamo per l'onore e il privilegio che tu ci dai, Signore, di essere tuoi figli, tuo popolo. E vogliamo ancora, Padre, avere un momento di adorazione alla tua presenza. Vogliamo ancora dirti grazie attraverso questa adorazione che esce da cuori sinceri, Signore, da cuori arresi, sapendo per certo e sicuro che la tua presenza è in questo luogo. Ti ringraziamo, Signore, e ti adoriamo in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Alleluia. Oh, Jesus. Oh, Riabasida Rabakaraba Sharabas. Spirito Santo, tocca. Ai tuoi piedi apro il mio cuore, ai tuoi piedi io dono ciò che ho, luogo sicuro sono le tue mani, dove niente
Dove ce ne andremo, Signore? Solo Tu hai parole di vita eterna, Signore. Dove ce ne possiamo andare, Signore? Oh, Maestà, vogliamo stare nella Tua presenza, vogliamo stare ai Tuoi piedi. Signore, nella Tua presenza prendiamo forza, nella Tua presenza prendiamo ristoro per la nostra vita. Signore, Tu ci rialzi, Signore. Sì, Signore. Alleluia, è meraviglioso stare nella Tua presenza, Signore. Non ci sono parole, Signore, ma possiamo soltanto adorarti. Possiamo solo esprimere la nostra gratitudine attraverso l'adorazione. Le nostre parole, Signore, sono ben poco, Signore, di fronte a quella che è la Tua grazia e la Tua misericordia. Il mio orecchio aveva sentito parlare di Te, ma ora il mio occhio Ti vede. Il mio cuore, Signore, sente la Tua presenza ancora in questa sera, Signore. La Tua presenza in questo luogo, Padre. E noi vogliamo ringraziarti, Signore. Vogliamo ancora adorarti. Vogliamo ancora adorarti, papà. Con tutto il nostro cuore vogliamo esprimere questo amore attraverso l'adorazione, Padre. Alleluia. Gloria al Tuo nome, Signore. Alleluia. Vogliamo fare un applauso al Signore, amen. A Te la gloria, a Te l'onore, Gesù, alleluia. E se hai perso la speranza, insieme possiamo dire: l'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli è colui che ci rialza, è colui che ci dà nuove forze. E ancora in questo momento, Padre d'amore, vogliamo mettere davanti al Tuo trono queste richieste di preghiera.
sapendo per certo e sicuro, Padre, che il tuo orecchio è attento e la tua mano è stesa ed è pronta ad intervenire in ogni richiesta di preghiera. Vogliamo pregarti ancora per Gabriele, per Naomi, per Giulia. Signore, ti preghiamo, stendi la tua mano potente, porta a compimento, Signore, oh Padre, questa guarigione, che sia lode e gloria del tuo meraviglioso nome. Ancora vogliamo pregarti, Signore, per questo fanciullo che è di fronte. Signore, proclamiamo e dichiariamo guarigione completa nel nome di Gesù Cristo. Ancora per Antonia, che il Signore conosce la sua situazione. Signore, stendi la tua mano affinché tu possa operare con potenza e gloria. Ancora Maria per salvezza, ancora Martina per liberazione e salvezza, ancora per Anna per questa visita che deve fare. Signore, stendi la tua mano, possa tu operare con potenza nella sua vita. Ancora per Stogna, per dialisi, ancora per Rudy e Ace che si sono allontanati da te. Signore, stendi la tua mano, riportala a te con corde d'amore, Signore. Ancora per gli esuli, Signore, oh Padre, ti preghiamo in questo momento, possa tu operare con potenza e gloria, Signore. Ancora Marilena per guarigione per influenza, Luisa per tumore al fegato, Pasquale Romano per guarigione e per nuove forze. Ancora vogliamo pregarti per Camillo, Signore, stendi la tua mano potente. Ancora per Vittorio, Signore, manifesta la tua gloria. Ancora per Lello, per Andrea, Signore, tanti sono i nomi, Signore, ma tu sei un Dio meraviglioso, tu sei il Dio dei miracoli, Signore, e in te ancora in questo momento abbiamo riposto la nostra fiducia e la nostra speranza, Signore. Ti preghiamo ancora, Padre, per il proseguo di questa riunione, stendi la tua mano, possa tu parlare ai nostri cuori attraverso la tua santa e meravigliosa parola, Padre. Ungi le labbra del tuo servo, Signore, ma soprattutto che i nostri cuori si aprano affinché la tua parola, Signore, possa penetrare in profondità e portare frutto, Signore, che tu desideri. E ancora mettiamo il prosieguo, Padre, nel palmo della tua mano santa. A te vogliamo dare tutta la lode e la gloria. In Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Meraviglioso stare nella presenza di Dio. Amen. Vogliamo anche prepararci per l'offerta. Ok, vogliamo anche informare alla Chiesa che la sorella Antonietta, grazie a Dio, sta molto meglio, è in fase di guarigione e molto presto uscirà anche e quindi tornerà a casa. E queste sono le preghiere dei santi che arrivano davanti al trono della grazia. Quindi continuiamo a pregare affinché Dio possa operare in tutti. Amen. Allora, vogliamo prendere l'offerta. Padre Santo, Dio d'amore, ancora in questo momento veniamo alla tua presenza. E ancora, Padre, vogliamo darti questa offerta, Signore, che diamo con tutto il nostro cuore. Signore, possa tu benedire, oh Padre, oh Signore, il tuo popolo, la tua eredità. Prenditi cura ancora di chi è nel bisogno, Signore. E a te, Padre d'amore, vogliamo dare tutta la lode e la gloria. In Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Chi spera nel Signore non rimarrà deluso. Amen. Alleluia. Vogliamo anche passare alla parola, vogliamo ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore del suo servo questa sera. Amen. Sicuramente Dio parlerà al suo popolo, alla sua chiesa. Amen. Alleluia.
Pace a voi tutti che siete qui in presenza e pace a coloro che ci seguono da casa. È sempre meraviglioso stare alla presenza di Dio, perché il Signore ha sempre per noi cose nuove da darci, come in questa sera, no? Non è mai scontato che siamo nella casa di Dio e le cose vanno in un certo modo. C'è sempre un nuovo che il Signore vuole dare, come il vino, no? C'è sempre il nuovo, non ci dà mai le cose vecchie. Ma passiamo subito alla parola di Dio che troviamo in Giovanni, capitolo 18, leggeremo dal versetto 28 fino al 38, poi continueremo con altri versetti. Amen. Se abbiamo preso, vogliamo elevare questa parola meravigliosa, questa spada in alto, e vogliamo pregare insieme. A te tutta la gloria e l'onore, Padre. Noi in questa sera ancora ti siamo grati, papà, per come ci fai accingere, Signore, e meditare, Signore, nella tua parola, papà. Perché nella tua parola troviamo la verità, Signore, perché tu sei verità e sei venuta a testimonianza di questa verità. E noi ti ringraziamo, papà, di poter attingere e ricevere questa parola nel nostro cuore, quella parola che ancora in questa sera, Padre, vuole cambiare, vuole annunciare, vuole testimoniare della verità. Noi ti ringraziamo con tutto il cuore, io ti ringrazio personalmente, papà, per l'onore, il privilegio, l'opportunità, ma ti chiedo sempre che sia la guida e l'unzione del tuo Spirito sulla mia vita, affinché ogni mia parola non sia mia, venga da me stesso, perché non ho nulla di buono, papà, ma che venga dall'alto, per tutti insieme al tuo popolo, poter ricevere questa parola e poi metterla in pratica per la tua gloria e l'avanzamento del tuo regno. Noi ti ringraziamo, Padre, con tutto il cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Leggiamo insieme, fratelli cari, questa parola meravigliosa che dice così, dal versetto 28, poi da Caiafa condussero Gesù nel pretorio, era mattino presto, ma essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e poter così mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e disse: quale accusa portate contro quest'uomo? Essi risposero e gli dissero: se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo dato nelle mani. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Ma i giudei gli dissero: a noi non è lecito far morire alcuno. E ciò affinché si adempisse quello che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: sei tu il re dei Giudei? Gesù gli rispose: dici questo da te stesso, oppure altri te lo hanno detto di me? Pilato gli rispose: sono io forse giudeo? La tua nazione, i tuoi capi, i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato nelle mie mani. Che hai fatto? Gesù rispose: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero affinché io non fossi dato in mano dei giudei, ma ora il mio regno non è di qui. Allora Pilato gli disse: dunque sei tu re? Gesù rispose: tu dici giustamente che io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce. Pilato gli chiese: che cosa è verità? E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo alcuna colpa in lui, ma vi è tra di voi l'usanza che vi liberi uno nella Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei Giudei? Allora tutti di nuovo gridarono dicendo: non costui, ma Barabba. Or Barabba era un brigante. Fin qui la parola di Dio per adesso, poi prenderemo altri passaggi nella parola di Dio. Ho letto questo passaggio della parola, fratelli cari, ma possiamo trovare parimenti, questo concetto anche nel Vangelo di Luca, perché in questo passaggio della parola di Dio si evince che Pilato vuole in qualche modo cercare di liberare il Signore.
Quindi sapete un po' tutta la storia, esce di nuovo, cerca delle scusanti, poi alla fine si laverà le mani perché lui non trova nessuna colpa in quest'uomo. Difatti abbiamo letto in questa parola che dice: ma giudicatelo voi, lui è un giudeo, io non conosco le vostre leggi, perché in qualche modo lui voleva, diciamo, stare lontano da questa storia un po' particolare. E quindi Giovanni ci tiene molto a scrivere, come Luca, che Pilato in qualche modo voleva liberare Gesù da questa morte che oramai i giudei, il suo popolo stesso, lo avevano condannato, perché dice la parola, il Signore già aveva annunciato di quale morte doveva morire, perché la crocifissione era prerogativa, diciamo, dei romani, era un supplizio che solo i romani facevano in quel tempo. Ora dice la parola di Dio che Pilato cercava di liberarlo, ma diciamo intorno a quest'uomo, a questo Gesù che si presenta davanti a lui, c'è sempre, come posso dire, un mistero. Anche Pilato si trova un po' sconcertato di fronte a quest'uomo che si dice re, però giustamente non ha eserciti, e che lui sicuramente si è informato di tutto quello che lui aveva fatto in quel tempo, dei suoi miracoli, delle sue guarigioni, delle sue liberazioni. Quindi Pilato era a conoscenza di quest'uomo, ma effettivamente c'era un uomo davanti a lui che faceva tutte queste cose e Pilato forse cercava di capirne di più. Un po' come oggi, fratelli cari, perché i tempi non sono cambiati. Anche oggi il mondo cerca di capire chi è Gesù, cosa ha fatto Gesù. Qualcuno dice che è un Gesù storico, un uomo che era una persona per bene. Napoleone diceva: io non ho trovato mai, ma leggendo le scritture, un uomo più buono di Gesù. Per Napoleone Gesù era solo un uomo buono. Per altri, ognuno dice la sua, era un uomo storico, un uomo che sì, forse era un profeta, forse era un re, ma nessuno mai ha cercato di capire effettivamente chi fosse quest'uomo, ma soprattutto, fratelli cari, ma quest'uomo che cosa era venuto a fare? Perché quella è la nostra domanda, perché era venuto? E difatti in molte storie, se conoscete un po' la parola, vado così giusto perché conoscete la Bibbia più di me, pure sempre nel Vangelo di Giovanni, quando ci sono state le nozze di Cana, anche lì il maestro di tavola ad un certo punto, lui che era abituato, diciamo, a muoversi in un certo modo, a dare il vino buono all'inizio del matrimonio, ad un certo punto dice la parola che lui si trova in una situazione strana, che lui non riesce a capire, perché chiama lo sposo e gli dice: guarda che io noto qualcosa di strano, perché in tutti i matrimoni che io cerco di organizzare, dice, il vino buono viene sempre messo, diciamo, nella prima parte del matrimonio, poi quando le persone hanno copiosamente bevuto gli dai il meno buono. Invece qui è successo il contrario, quello che è venuto dopo è molto buono. Quindi anche lui non riusciva a capire, fratelli cari, come non riusciva a capire chi fosse quest'uomo al pozzo con la donna samaritana. Ho predicato giovedì questo. Anche questa donna non riusciva a capire, perché era un uomo, ma ad un certo punto quest'uomo dice a questa donna: dammi da bere, e poi gli dice: se io ti posso dare da bere quell'acqua che io ti darò, tu non avrai mai più sete. Pensate, questa donna dice: ma questo non ha un secchio, non ha scavato un pozzo, non ha fatto nulla, mi può dare dell'acqua che può dissetare la mia vita? C'è sempre un mistero intorno a quest'uomo, che ha le sembianze di un uomo, fratelli e sorelle, è un uomo. Ed è stato un uomo come tutti noi, con le nostre difficoltà, esigenze, precarietà, umanità. Aveva bisogno di dormire, di mangiare, di bere, anche di riposare, dice la parola. Così anche i discepoli, dopo essere stati tanto tempo con il Signore, ad un certo punto, quando il Signore cerca di sfamare quella moltitudine che lo segue da tanto tempo, chiede a Filippo, dice: date da mangiare. Filippo comincia a fare il ragioniere: Signore, ma ci vogliono tanti denari, dove compriamo tutto questo pane? Qui ci sono molte persone. Vedete, anche loro non riescono a capire, perché effettivamente quell'uomo è un uomo come tutti gli altri, ma non riescono a capire chi è effettivamente Gesù. E qui, fratelli cari, ci troviamo di fronte a questa storia di questo Pilato, che ad un certo punto comincia a fare delle domande al Signore, no? Perché lui dice: di che paese sei? Non dice da dove vieni. Se qualcuno mi dice da dove vieni, io sono di Pompei, io se chiedo a te di dove sono, di Napoli. Lui non dice questo, lui dice: ma di dove sei? Cioè c'è un alone di mistero anche nella domanda che Pilato fa a Gesù.
Perché lui capisce che davanti a lui non è una persona come tutti gli altri, non dice da quale paese, di dove sei, dice, da dove vieni, forse vuole dire ma da quale mondo vieni tu? E vedete, dopo che gli fa questa domanda, continua a dire ma chi sei? Cioè Pilato vuole capire di fronte a lui chi è quell'uomo, ma soprattutto quell'uomo che sta lì, che il popolo vuole giudicare, che per il popolo già ha dato una sentenza di morte, perché il popolo dirà a Pilato, dice noi non abbiamo la facoltà di poter far morire qualcuno, perché in quel tempo era prerogativa dei romani, i giudei non avevano questo potere di mettere a morte nessuno. E quindi vedete, per i giudei già avevano decretato la morte per il Signore. Pensate, Pilato si trova in mezzo a questa situazione, ad una responsabilità di far uccidere un uomo quando in quest'uomo lui non vede nessuna colpa, dice la parola di Dio. Allora lui comincia a capire, vuole capire, ma quest'uomo, ma chi sei, da dove viene? E fa tante domande, no? In un altro passaggio della parola di Dio, Erode invita invece il re in quel tempo, invita Gesù perché vuole che lui facesse un miracolo davanti a lui. E il Signore non gli risponde nulla. Ma in questa parola, fratelli cari, vedete, ma chi è Gesù? Che cosa è venuto a fare? Noi dobbiamo comprendere questo, il mondo, fratelli cari, deve capire questo. Ma che è venuto a fare il Signore? Ma chi è Gesù? Perché oggi, fratelli cari, sapete, ma già al tempo del Signore, ma già anche prima, c'erano molte false verità o molti falsi uomini che dicevano di essere la verità. Oggi se noi parliamo un po', in questo mondo, nel posto di lavoro, con altri ci confrontiamo, ognuno dice che ha la sua verità, ognuno conosce la verità, ognuno è detentore della verità, dice questa è la verità. Oppure quell'uomo di un certo potere ha detto quella è la verità. La verità, fratelli cari, non sta a destra né a sinistra, la verità è Cristo Gesù, la verità è Lui. Ma questa verità, come Lui disse, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ma che cosa era venuto a fare? Gesù era venuto a dare testimonianza della verità della sua parola. Era venuto a testimoniare di questo, fratelli cari. In mezzo a tante false verità in quel tempo, lui era venuto a testimoniare della verità. Questo Dio che si era incarnato e si era diventato un uomo come me e te, con le nostre difficoltà umane, oggettive, era venuto a testimonianza della verità. Lui era venuto per testimoniare della verità della parola di Dio. E oggi, fratelli cari, noi viviamo in un tempo in cui noi siamo testimoni di questa verità. Perché il Signore è venuto, ci ha rivelato il Padre, perché in quel tempo non si conosceva il Padre, difatti una delle sue condanne, perché poi lo portano alla croce, e dice, ma come mai? Lui che è un uomo chiama Dio suo Padre, ma com'è possibile? Quindi si fa uguale al Padre, uguale a Dio. E questo per loro era una bestemmia. Lui era venuto a rivelare il Padre, fratelli cari. Lui era venuto a riconciliare attraverso la sua morte espiatrice questo mondo lontano da Dio al Padre. Aveva fatto un ponte, non più i sacerdoti, e non più i sacerdoti di adesso, che fanno il ponte, cercano di essere il ponte tra noi e Dio. Il ponte non c'è. La riconciliazione, quello che ci ha avvicinato al Signore, ha rotto ogni barriera che ci divideva tra noi e Dio, quindi il peccato. Tutto questo, difatti, dice la parola di Dio che sulla croce, quando il Signore è stato crocifisso, il velo del Tempio si squarciò. Quella separazione che divideva l'umanità peccatrice dal Dio Santo, attraverso il suo sacrificio, il sacrificio di Gesù, il Signore era venuto a riconciliare di nuovo questa umanità perduta al Padre. Questa era la verità, fratelli cari. E la fede in Cristo Gesù ci porterà a un giorno a vivere questa verità, a sperimentare questa verità nella gloria di Dio, ad andare dal Signore stesso. Vedete questa parola di questa sera? Il Signore pregherà anche, per i Suoi. In Giovanni 17 dice la parola di Dio che Lui pregherà, leggeremo qualche versetto, farà una preghiera al Padre. E vedete in questa preghiera Lui dice, Padre, dal versetto 17 al 19, Lui dice, santificali nella verità, perché la Tua parola
e verità. Stava parlando dei suoi discepoli. Santificali nella tua verità, perché la tua parola è verità. Noi siamo santificati, fratelli cari, nella parola di Dio, attraverso quella parola che è entrata nel nostro cuore ed ha fatto un'opera nella nostra vita. Questa è la vera verità, fratelli cari. E poi continuerà a dire il Signore, il mandato, perché non solo ci ha santificati nella verità della sua parola, ma Lui dice, come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. A testimonianza della verità, fratelli cari, noi viviamo, non siamo di questo mondo, ma noi viviamo in questo mondo per qual è lo scopo? Perché Dio ci ha chiamati a sé? Perché noi dobbiamo rendere testimonianza della verità. Questa è la vera verità, fratelli cari. Poi alla fine vi faccio una domanda e la faccio a me, poi la faccio insieme a voi e ognuno darà una risposta. Ma andiamo avanti nella parola. Noi siamo stati chiamati, come il Signore è stato chiamato a testimonianza della verità, anche noi siamo stati chiamati a testimonianza di questa verità. E dice la parola di Dio, sempre continuando nel versetto 19 di 17, Giovanni, per loro io santifico me stesso, affinché anche essi siano santificati nella verità. Santifico me stesso, affinché anche essi siano santificati nella verità. Noi siamo santificati nella verità della sua parola. Ma se questa parola, fratelli cari, vive nel mio e nel tuo cuore, vedete, il Signore un giorno disse alle folle, io non sono venuto ad abolire la legge, io sono venuto ad adempierla, perché quella legge si poteva adempiere. Ora, se Gesù era venuto a testimonianza di quella verità, di quella parola, rendeva la sua vita per quella verità, per quella parola, e attraverso la sua vita lui rendeva quella parola veritiera, perché lui viveva secondo quella parola. Noi siamo testimoni di quella verità nella misura in cui noi viviamo di questa parola. Questa è la verità, fratelli cari. Noi non possiamo dire alle persone, a chi conosciamo, dire delle cose che noi non viviamo. Che senso ha? Potrei dire tante cose, il mondo dice tante cose, ognuno ha la sua religione, ha la sua fede, ha il suo pensiero su tante cose e uno pensa di essere, avere la verità. Ognuno ha la sua verità, piccolo o grande, vera o presunta che sia, ma ognuno pensa di avere una verità. Ma non riesce a capire il mondo, fratelli cari, che la verità è una sola. La verità è Gesù. E non ve ne sono altri. Il mondo, gli altri possono dire tutto quello che vogliono. Le altre religioni, con tutto il rispetto di tutto e di tutti, possono dire tutto quello che vogliono. Ma questa parola, vedete, è la verità. Perché questa parola, dall'inizio alla fine, tutto ciò che vi è scritto, già si è adempiuto e si adempirà ancora. Ecco ciò che rende verità di questa parola, è ciò che si avvera di questa parola. Allora, che cosa vuole dirci il Signore in questa sera? Noi dobbiamo essere testimoni di questa verità. Sapete perché? Perché negli ultimi tempi, dice la parola di Dio, e leggeremo in 2 Tessalonicesi capitolo 2, versetto 9 e 10, la venuta di quell'empio avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi, e da ogni inganno di malvagità per quelli che periscono perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati. Molti, fratelli cari, rifiutano la verità perché vogliono vivere una verità a loro pro e consumo, quello che gli fa comodo, quello che credono più essere comodo per la loro vita. E dice la parola di Dio che negli ultimi tempi il nemico si manifesterà con segni, prodigi, bugiardi, fratelli cari, perché anche lui farà segni e prodigi, ma sono bugiardi, perché non sono nella verità, non vengono dalla verità, non sono nella verità della sua parola. Allora noi siamo chiamati in questo tempo, fratelli cari, a lottare contro questi falsi dottori, a lottare nel senso buono del termine, nel senso spirituale, non a prenderci, a mani o a piedi,
ma a lottare spiritualmente parlando, fratelli cari, perché negli ultimi tempi il nemico si manifesterà con segni e prodigi bugiardi. E dice un altro testo, cercando forse, se fosse possibile, anche di far cadere le stelle dal cielo di coloro che, diciamo, sono appannaggi della verità. Cerca in tutti i modi, fratelli cari, di distruggere, di far apparire quella verità con false menzogne, con bugie. Io meditavo in questi giorni un passaggio della parola di Stefano. Vedete, se voi leggete la scrittura di Stefano negli Atti, lui fa una storia del popolo di Israele, dalla creazione stessa, all'inizio della creazione, ma poi proprio dalla creazione di questo popolo fino alla venuta di Gesù, in modo straordinario, in modo veramente meraviglioso. E quest'uomo, fratelli cari, difendeva proprio la verità che era nel suo cuore. Lui partiva da lontano, dalla creazione, poi dall'Esodo, da Mosè, da tutti i patriarchi, da tutti gli uomini di Dio, per arrivare a Gesù. E lui difendeva quella verità che era entrata nel suo cuore contro quelle false verità che c'erano in quel tempo. E in quel tempo, fratelli cari, la difesa di quella verità che era entrata nel suo cuore gli è costata la vita. Gli è costata la vita pur di difendere e vivere in quella verità. Allora noi siamo chiamati, fratelli cari, in questo tempo veramente a pronunciare la verità, ad annunciare la verità, perché questo mondo, fratelli cari, vive di tante false verità, di tante bugie, di segni strani, di prodigi bugiardi, e noi siamo chiamati a testimoniare, fratelli cari, di questa verità. Noi dobbiamo dire a questo mondo che la verità è una sola e che è Gesù, non ve ne sono altri, in Lui è la verità. Lui è testimonianza della verità della parola di Dio, dando perfino la sua giovane vita per testimoniare di questa verità. E io e te in questo tempo che cosa stiamo facendo, fratelli cari? Forse quante volte siamo stati tirati in gioco, forse in un discorso, e ci siamo tenuti o ritenuti dal dire la verità. Quella verità, fratelli cari, che era nel nostro cuore. Forse abbiamo temuto le folle. Forse abbiamo temuto la famiglia che si potesse distaccare da noi. Forse abbiamo temuto tante cose e forse non siamo stati audaci nell'annunciare nella verità, nell'ergerci in piedi e dire aspetta, fermati, non vi sono verità se non Gesù stesso. Noi dobbiamo essere testimoni, fratelli cari. Allora la domanda che io faccio alla fine di tutto questo discorso è una. Il mondo come fa a percepire la verità? Come fa il mondo? Forse basteranno le tue e le mie parole. Il mondo è pieno di parole, perché ho detto prima che ognuno ha la prerogativa di avere la verità in sé. Ognuno predica la verità, anche se sono false verità. Ma il mondo come percepisce la vera verità? Questo è il problema e il dilemma di questo tempo, fratelli cari. Perché molti, quando noi parliamo, e forse io penso che non succeda solamente a me, ma succede un po' a tutti, dice: ma come fai a dire che tu hai la verità? Io posso dire che io ho la mia verità. O come fai a dire che la tua religione, per dire religione fra virgolette, che noi non abbiamo una religione, siamo cristiani salvati per grazia in Cristo Gesù, ma qualcuno giustamente ti etichetta, dice: ma la tua religione, perché siete così presuntuosi di avere la verità mentre le altre religioni non hanno la verità? Ci sono delle domande, fratelli cari, che fanno spesso, volentieri le persone. E tu come fai a dire effettivamente che tu sei veramente, come posso dire, hai ricevuto questa verità della parola di Dio nel tuo cuore? Il problema, fratelli cari, è questo. Gli altri come fanno a percepire di fronte a tante false bugie o verità la tua verità, quella verità che Dio si è rivelato nel tuo cuore? Questo è il problema, fratelli cari, di questo tempo. Perché il problema di questo tempo, fratelli cari, è che le persone devono percepire la verità nella nostra testimonianza, nella mia e nella tua testimonianza. Gli altri devono vedere che tu vivi la tua vita
in testimonianza di questa parola. Perché io posso essere bravo, e ci sono dotti che conoscono la Bibbia sottosopra, versetti, capitoli. Io dimentico, non ho questa cosa e non me ne rallegro, però non ce l'ho, non riesco a ricordare tanti versetti, però conosco persone che, ed è non è nemmeno un giudizio su questo, però conosco la Bibbia sottosopra, conosco i versetti, tutti i versetti che uno può avere in mente, io non ce l'ho. Però questo non basta, fratelli cari, perché io posso conoscere la parola di Dio sottosopra, posso averla immagazzinata, posso averla imparata a memoria, ma fratelli cari, questo non basta. Il mondo percepisce la verità attraverso la mia e la tua testimonianza. Noi dovremmo essere una parola vivente, una Bibbia che cammina. Non parlare tanto, ma fare tanto. Non parlare tanto, ma fare tanto. A volte a me mi additano sempre di una cosa. Sono responsabile di cantiere e quindi ci sono degli operai sotto di me. Io conosco un po' tutti, conosco chi fa il furbo, chi non lo fa. Ma lui dice, e qualcuno mi addita e dice, ma come fai poi tu a sorvolare su tante cose? E dico, io vedo tante cose, non è che non le vedo, conosco ognuno di voi. Dice, però c'è sempre una buona parola. Dice, ma come fai ad essere così? E io gli dissi un giorno, dice, guarda che non è che io sono buono, io non sono buono, ma cerco di vivere la parola di Dio, cerco di amare al di là dei difetti che ognuno possa avere. Ma questa non è prerogativa di ognuno di noi, fratelli cari. È quella parola di Dio che è entrata nel nostro cuore e ci cambia il cuore e che ci fa vivere secondo quella parola, quella verità. Non è importante quello che io dico, fratelli cari, è importante quello che io faccio. Perché a volte, pur non parlando, attraverso dei gesti, attraverso un modo di fare, molti vedono, vedete, come Gesù. Era un uomo come tanti, stava lì, effettivamente era un uomo come tanti, con tutte le nostre precarietà. Ma c'era sempre un alone di mistero intorno a lui. Le persone cercavano di capire. Dice, ma è un uomo, ma non è un uomo come gli altri. Quest'uomo ha qualcosa di diverso. Anche Nicodemo, quando è andato da lui, dice, maestro, ma quello che tu fai, nessuno può farlo se Dio non è con lui. E il mondo, fratelli cari, deve percepire questo in noi. Siamo come gli altri, non ci vantiamo di essere migliori degli altri, ma ci vantiamo, fratelli cari, di avere la verità, ma soprattutto di vivere la verità. E che gli altri possono percepire questa verità attraverso la mia e la tua testimonianza, il mio modus vivendi, il mio modo di vivere, che rispecchia questa parola. Oggi molti non vogliono ascoltare la verità perché le testimonianze di questa verità non sono quelle che dovrebbero essere. Perché molti il mondo dice, voi predicate bene ma razzolate male. Perché quando si deve venire, ai fatti, di poter fare qualcosa, attraverso l'amore di questa parola che noi predichiamo, noi veniamo meno. Dice, com'è possibile? Tu predichi bene, predichi l'amore, predichi il perdono, predichi questo, predichi quello, però poi quando ti tocca a te di fare delle cose tu non le fai. Allora, fratelli cari, vedete, Gesù era venuto a testimonianza di questa verità, che in quel mondo così, in quel tempo pieno di tante uomini che anche in quel tempo c'erano dei falsi cristi, ognuno diceva sono io, no, il Signore lo dirà. Ma negli ultimi tempi questi falsi dottori, questi falsi profeti, questi falsi cristi aumenteranno, fratelli cari. Aumenteranno, lo dice la parola di Dio. E noi, fratelli cari, dobbiamo dire a questo mondo che quelle sono false verità, sono prodigi e segni bugiardi, falsi. Noi le vediamo intorno a noi a volte anche per i telegiornali che danno tanto enfasi ad una notizia. No, la statua che piange. E tu vedi che si radunano migliaia di persone solo perché hanno detto che quella statua ha pianto o che quella statua in qualche modo, ha versata una lacrima di sangue. No, fratelli cari. C'è dolore nel nostro cuore quando noi vediamo che quelle folle si radunano
di fronte a una statua e stanno lì perché anche loro in qualche modo cercano qualcosa, cercano la verità. È una falsa verità, ma cercano la verità. E noi, fratelli cari, siamo responsabili di questo, perché non riusciamo a trasmettere al mondo quello che noi viviamo, quello che noi dovremmo essere. Cioè il mondo deve percepire attraverso la nostra vita che noi viviamo di questa verità e non la conosciamo solamente oralmente, ma la viviamo, la conosciamo, la annunciamo. Anzi, vi dirò di più, pregate per l'evangelizzazione che faremo il mese prossimo qui a Mondragone, perché noi vogliamo che questo paese, come in tanti dove il Signore ci manderà, vogliamo annunciare la verità di Gesù, perché la salvezza è solo in Cristo Gesù, Egli è la verità. Non ve ne sono altri. Anche tu che mi ascolti da casa, non ve ne sono altri. Non farti prendere in giro. Gesù è la verità. Ed egli ha reso testimonianza di questa verità con la sua vita, non a parole, ma con i fatti. Allora ascolta, Gesù è la verità. Egli ha testimoniato di questa verità e noi andremo al Padre perché egli è la via, dice la parola di Dio. Egli è la via, la verità e la vita, perché in Lui vi è la vita. Non vi sono in altri, non vi sono reincarnazione come dice qualcuno e non c'è tutto questo, fratelli cari. La vita è in Cristo Gesù e la vera verità l'ha portata il Signore. Lui molte volte nella sua parola, quando annunciava alle folle, lui diceva in verità vi dico. Puntellava quella verità di fronte a tante false verità che c'erano in quel tempo. Allora, fratelli e sorelle, in questa sera il Signore ci sta dicendo ad ognuno di noi, anche a me personalmente, perché se ho ricevuto questa parola, la parola è prima per me, e il Signore mi sta dicendo che noi dobbiamo far percepire agli altri la verità attraverso la mia e la tua vita, non attraverso tante parole, ma forse poche parole, ma con più fatti, dove gli altri vedranno il tuo modo di fare, di essere, di parlare, di amare, di perdonare, di aiutare, di stendere una mano. Vedranno tutto questo, ma tutto questo, fratelli cari, non è farina né del mio né del tuo sacco. È di questa parola, come il Signore ha detto, la tua parola, santificali nella tua parola, perché la tua parola è verità. Perché questa parola ha fatto breccia nel mio e nel tuo cuore ed ha cambiato le nostre vite, fratelli cari. Ma se il Signore ci ha chiamati, fratelli cari, non ci ha chiamati per riscaldare una sedia o per avere appannaggio mio personale questa verità, me la tengo stretta. Grazie Gesù, io ho ricevuto la verità, ho ricevuto la vita e sto a posto così. No. Io quando mi sono convertito, quando ho ricevuto la parola di Dio, alcuni anni fa, è arrivato un peso nel mio cuore. Sapete perché? Ero l'unico della mia famiglia che aveva accettato Gesù. Ed io pensavo e pregavo e dicevo, Signore, ma la mia famiglia, tu ti sei rivelato nella mia vita, hai avuto pietà di me, ma io ho una famiglia numerosissima alle spalle. Ho mamma, papà, le mie sorelle, i miei nipoti, le mie cognate. Signore. E ti arriva un peso nella tua vita, perché tu capisci e comprendi, perché quella verità che è entrata nel tuo cuore, quella verità deve essere percepita anche dagli altri. Allora tu preghi, chiedi a Dio, dici Signore aiutami ad essere testimone di questa verità, ma a viverla questa verità. Allora sapete, la mia famiglia dopo alcuni anni che ti osservava, perché ti osserva, perché loro dicono, io dico la famiglia, ma per chi ti conosceva, per chi ti conosce, dice, vabbè, sono le solite infarinature, è un tempo, poi passerà. Ma quando vedi che tu quella parola che predichi la vivi, realmente, le persone che ti osservano ad un certo punto della loro vita, vengono a farti delle domande e ti dicono, ma che cos'è che hai nella tua vita che io non ho? Questo ti vengono a dire. Perché tu non vieni ad un mio battesimo? Venendo da un mondo cattolico sapete, e tu gli testimoni della verità, che il battesimo non va fatto ai neonati. Dici, ma tu perché non vieni
alla comunione dei miei figli, alla cresima dei miei figli, non vengo, perché io sono testimone della verità e vivo di quella verità. Ma se io vivo con un piede dentro e un piede fuori, ho fatto degli esempi molto semplici, fratelli cari, perché ne potrei fare tanti, perché non è tanto quello che io torno a ripetere, quello che tu puoi dire alle persone, ma quello che le persone vedono in te, di quella verità che tu annunci, sei promotore di quella verità, tu la vivi. Allora si accorgono che nella tua vita è successo qualcosa, perché quella verità che tu vivi, la applichi, la trasmetti e gli altri la percepiscono in modo molto forte. Allora in questo tempo, fratelli cari, noi siamo, come diceva il Signore, pregava in quella preghiera sacerdotale, diceva: Signore, io santifico me stesso affinché anche loro siano santificati nella verità. Ma soprattutto, come dice il Signore, come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Dio ci ha mandato nel mondo per testimoniare della verità. Ma come torno a ripetere, fratelli cari, non quella verità che io conosco solo, ma quella verità che io vivo. Allora in questo tempo verranno tempi difficili dove molti si ergeranno, dove molti diranno: io sono il Cristo, lo dice la parola, non vi andate. Dove molti diranno: io sono un profeta del Signore. Sono nati tanti negli anni dei falsi profeti a dire: io sono, non voglio aggiungere perché so che su alcuni social poi ti mettono dei blocchi, allora non voglio espormi più di tanto. Non voglio espormi, mi sto trattenendo a non espormi su questo aspetto. Vado avanti, non mi espongo. Perché molti sono venuti e hanno detto: io sono l'ultimo profeta, e ne hanno sedotti tanti. Forse mi avete capito. Io sono l'ultimo profeta del Dio Altissimo. Una grande menzogna, una grande bugia che ha sedotto milioni e milioni di persone che vivono ancora in questa seduzione di questa falsa verità. La verità è Cristo Gesù, fratelli cari, e noi siamo chiamati a testimoniare di questa verità e non, fratelli cari, più avere, come io ho menzionato alcuni passaggi della parola di Dio dove molti di fronte a Gesù riuscivano a percepire qualcosa, riuscivano a comprendere qualcosa, ma non riuscivano a comprendere quella verità. Perché il Signore chi era veramente, realmente di fronte a Lui? Era Dio incarnato, che era venuto a testimoniare della verità della parola di Dio. E noi continuiamo quel ministero del Signore, perché il Signore è tornato al Padre e ha mandato noi nel mondo a testimoniare di questa verità, io e te, con tutti i miei problemi, i miei difetti, i miei falli, le mie mancanze, le mie difficoltà, ma noi siamo chiamati a testimoniare di questa verità, ma soprattutto che attraverso la nostra vita gli altri possono percepire in modo chiaro, forte, visibile, che tu vivi in quella verità della parola di Dio. È lì che gli altri poi cominciano a, come posso dire, a mettere, come dice la parola, un po' di carboni ardenti sul capo di chi ti ascolta. Comincia a mettere dei pensieri, a dire: però effettivamente quest'uomo, questa donna dice delle cose, però lei vive di questo. Non le dice solamente, ma le vive, le trasmette, si dà da fare. E questo è importante, fratelli cari. Noi dobbiamo vivere alla sequela di Cristo. Come Egli ha fatto, come Egli ha testimoniato, così dobbiamo fare noi. Quindi se è arrivato il tempo in cui forse ci siamo indietreggiati un attimo, forse ci siamo trovati in difficoltà ad ammettere, ad annunciare, a proclamare questa verità, questo è il tempo di alzarci in piedi e di annunciare questa verità in Cristo Gesù e dire: solo Gesù è la verità, solo Egli è la via, solo Egli è la vita e non ve ne sono altri, non ci sono scappatori, non ci sono altre realtà, non ci sono altre religioni, non ci sono altri uomini testimoni di questa verità, è solo Cristo Gesù. E noi siamo quei testimoni, fratelli cari, chiamati ad annunciare a questo mondo che Gesù è la verità. Lo testimonieremo tra un mese a Mondragone,
Ma io vi esorto, fratelli cari, a testimoniarlo continuamente in ogni luogo dove il Signore ci manderà. Amen. Vogliamo fare un canto al Signore? Vogliamo alzarci in piedi? Avendo questa parola nel cuore, fratelli cari. Molti verranno, dice la parola di Dio. Molti diranno, dice la parola di Dio. Perché siamo in un'epoca molto particolare di false dottrine, falsi dottori, e a volte si cerca di edulcorare o cambiare anche la parola di Dio ad appannaggi di uomini, come abbiamo letto in Seconda Tessalonicesi capitolo 2, che cercano di cambiare questa verità della parola di Dio in falsa verità, in menzogna. Uomini che hanno rigettato la verità. Ma noi, fratelli cari, vogliamo stare attenti, svegli, sentinelle, continuando a proclamare questa verità della parola di Dio che ha cambiato la mia e la tua vita e che vuole cambiare ancora tante altre vite. Facciamo un bel canto tutti insieme, fratelli e sorelle. Vogliamo adorare il Signore con tutto il cuore, avendo questa parola nel cuore, ma soprattutto avendo questo mandato nella nostra vita, perché Egli ci ha mandato a testimoniare a questo mondo della verità. Noi siamo testimoni della verità che è Cristo Gesù. Alleluia. A te la gloria, papà. A te la gloria, mio Signore. Sei meraviglioso, papà. Sei degno. Sei santo. E noi vogliamo ringraziarti, Signore, perché questa verità della tua parola ha cambiato e trasformato la nostra vita, Signore. E noi vogliamo e desideriamo con tutto il cuore che questa parola, Signore, in mezzo a tante menzogne di questo mondo, di questo tempo, Signore, apri uno squarcio, un solco profondo nel cuore degli uomini, di chi ascolta. Gesù, sei meraviglioso. Gesù, sei meraviglioso. Pur di dare testimonianza di questa verità, hai dato la tua vita. E la tua vita ha fatto sì, Signore, che noi potessimo ancora in questa sera essere riconciliati al Padre, togliendo ogni barriera, ogni divisione, ogni distanza, per amore di questa verità della tua parola. E noi ti ringraziamo e ti benediciamo e vogliamo adorarti, papà, vogliamo ringraziarti, vogliamo glorificare il tuo nome meraviglioso, papà. Grazie, Padre, grazie, papà, per la tua bontà e la tua misericordia. Finché
Alleluia, Signore. Sì, Padre, abbiamo gridato attraverso questo canto, usati di ognuno di noi, Padre. Ci riconosciamo, Signore, senza ombra di dubbio mancanti, ma noi vogliamo pregarti in questa sera di usarti di ognuno di noi. Perché la tua parola, Signore, che è nella nostra vita, Signore. Noi non abbiamo nulla, Padre, se non la tua parola. Su quella parola, Signore, noi abbiamo fondato e andiamo avanti nella nostra vita. E ti prego, Signore, in questo tempo veramente di usarti di ognuno di noi, Signore, indistintamente, per essere testimoni di questa verità, per annunciarla a questo mondo, Signore, perché questo mondo è in sofferenza, è in travaglio e c'è qualcuno, Signore, tu hai voluto, hai istituito la tua Chiesa affinché questa verità potesse essere ancora annunciata. E noi vogliamo essere fautori di questo. Noi abbiamo gridato, Signore, e Paolo nella lettera prima ai Tessalonicesi, lui poteva dire: voi siete testimoni, e lo è anche Dio, come ci siamo comportati santamente, giustamente, senza biasimo verso di voi che credete. E sapete anche che come fa un padre verso i suoi figli, noi abbiamo esortato, consolato, scongiurato ciascuno di voi a camminare in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e gloria. Grazie papà, grazie papà. Tu ci esorti, ci scongiuri, ci consoli attraverso la tua parola a camminare in modo degno di questa verità. Grazie papà. E noi vogliamo ancora stare alla tua presenza, facendo ancora un canto, perché è meraviglioso stare ai tuoi piedi, papà, è meraviglioso, Signore, stare alla tua presenza. Grazie, papà, per questa parola, Signore, per questa verità che è giunta alla nostra vita, liberandoci, Signore, da tante schiavitù, da tante false verità, bugie, menzogne che attanagliavano la nostra vita. Ma questa parola, quanto è entrato nel nostro cuore, Signore, tu ci hai cambiati, ci hai trasformati. Grazie papà, perché hai avuto pietà di noi. Hai avuto pietà di noi, papà. Grazie, Padre. Vogliamo adorare ancora tutti insieme, vogliamo adorare il Signore, fratelli e sorelle. Vogliamo adorare il Signore, vogliamo anche ricevere in questa sera. Vogliamo ricevere da Lui. Dona, Signore, ancora in questa sera. Dona ai miei fratelli e alle mie sorelle, a tutti noi che siamo qui radunati nel Tuo nome. Donaci una visitazione del Tuo Spirito ancora. Traboccaci ancora, Signore, della Tua presenza. Come dei vasi che traboccano, Signore, così vogliamo traboccare noi in questa sera, papà. Ti prego nel nome di Gesù. Ti prego nel nome di Gesù, Signore, manifesta la Tua gloria a Mondragone, papà. E dove Tu ci manderai, Signore, manifesta la Tua gloria e che tante anime possano giungere a questa verità, riceverla per avere vita eterna, papà. Ti prego, Signore, in questa sera. Ti prego, papà. E te la gloria, te la gloria. Con te io vivo in
che sei l'unico eterno Dio, l'unico eterno Dio. Il tuo nome griderò, tutti lo proclamerò, che sono tuo, sono tuo. Tutto ciò che è in me, fra le tue braccia dono a te, io sono tuo, sono tuo. Sono qui con le mie braccia aperte verso te, Che sei l'unico eterno Dio, l'unico eterno Dio. io sono qui Con le mie braccia aperte verso te, che sei l'unico eterno Dio, l'unico eterno Dio. Il tuo nome griderò e a tutti lo proclamerò, che sono tuo, sono tuo. Tutto ciò che è in me, fra le tue braccia dono a te, io sono tuo, sono tuo. Alleluia, Signore. Sì, Padre. Siamo tuoi, ti apparteniamo, ci hai riscattati. Noi siamo pazzi, fratelli cari, perché noi siamo pazzi di Gesù e soprattutto siamo innamorati di Gesù. Noi siamo innamorati di Gesù e siamo pazzi di Lui. E noi sappiamo, fratelli cari, che il nostro Dio meraviglioso, come abbiamo letto nella sua parola, Egli è la verità, e proprio perché Egli è la verità, Egli ci ha detto che può guarire ogni infermità. Amen. E quindi noi pregheremo, perché dal web ci arrivano alcune richieste di preghiera, noi preghiamo Gesù, che è la verità, e ci ha detto che Egli può guarire ogni infermità. Noi pregheremo sapendo che Egli ascolta la nostra preghiera, e quindi vogliamo stendere le mani e vogliamo pregare per Sonia, per un'operazione che deve affrontare domani. Signore, ti chiediamo di guidare tu ogni cosa e di benedire, Signore, questa donna, Signore, per questa operazione. Così Vito Romanazzi, Signore, chiede preghiera per la sua vita. Sebastiana Matarazzo chiede che Dio gli dona un bambino. Signore, visita questa nostra sorella. Tu sei il latore della vita, papà. E noi ti preghiamo di intervenire, Signore, in Sebastiana, ma in quanti in questo tempo ti stanno chiedendo un figlio, papà. E tu sei il Dio dei miracoli, papà. Ancora si chiede preghiera per Giuseppe Patronella, per guarigione, per Enzo, Marina, Salvatore, per Arresa, per Lorenzo per guarigione, Natalie, per le figlie, chiede unione della famiglia. Gesù, riunisci questa famiglia. Così Lorenzo per conversione e liberazione, Sara Adamo per guarigione, Angelo per essere liberato e purificato dalla droga. Signore, spezza questo legame nel nome di Gesù. Purifica, Signore, purifica quest'uomo, Signore, da questa sostanza. E noi, Signore, ti abbiamo chiesto ogni cosa nel nome di Gesù. E noi ti ringraziamo perché sappiamo che queste nostre preghiere, Signore, così come abbiamo pregato prima, Signore, per tanti altri fratelli e sorelle, Signore, tu interverrai con mano potente e tu li guarirai, papà, perché tu hai testimoniato della verità della tua parola. E noi ti ringraziamo con tutto il cuore, ti ringraziamo, papà, e ti benediciamo, papà, per quest'oggi, per questa serata meravigliosa, per questo tempo, per la tua parola e per ogni cosa, papà. Noi vogliamo dirti grazie con tutto il cuore e ti diciamo grazie nel nome di Gesù, il tuo figliuolo, benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti.